Romana, capitolo 9. E privilegi a Israele. Non vi conto fessari, perché tutto quello che arriva a voi è vero, per chi appartenga a Cristo, a coscienza mia, sotto la razza dello Spirito, o a testà che vi sto dicendo la verità. Dentro a mente sta una rossa tristezza e una sofferenza continua. Vorrei essere io stesso malaritta a Dio, spartuto a Gesù Cristo, sì che esso potesse aiutare i frati miei, quelli che appartengono a chi lo stesso popolo mio. Loro sono israeliti, Dio l'ha scelto come figlia e allora ha spalvacato la faccia sui generoli. Con loro Dio ha concluso tutte le alleanze sue e allora ha dato la legge, uganze alle Dio e tutte le promesse sue. Loro sono i discendenti di tutti i patriarchi e rinde a loro è nato Cristo secondo la carne. Cristo che è Dio e regna in coppa a tutto il mondo, potesse essere sempre benedetto il nome suo, per sempre. Amen. Dio non è infedele. Con tutta questa parola di Dio non è venuta mai a mancare, perché non tutti i discendenti di Israele sono chi lo popolo vero è Israele, e non tutti i discendenti di Abramo sono i figli veri di Abramo. Anzi, Dio ricetta Abramo, per mezzo di Isacco tu avrai una discendenza. Questo vuol dire che non sono pensato come figli di Dio, tutti quelli che sono stati sgravati in da carne, ma solo tutti quelli che sono nati a roba che è la promessa, e la promessa è questa. Tornerà un'altra volta che dentro a questo tempo, e Sara avrà un figlio. Eppure questa è ancora poca cosa. Giusto pure lo fatto a Rebecca. Rebecca avette Isacco, che era un padre nostro, due figli che nascettero in lo stesso giorno. Quando uno era nata e non avevano fatto ancora niente, né bene né male, Dio ricetta a Rebecca: o figlio più grosso sarà a servizio più piccirillo, proprio come sta scritto in da Bibbia. Ha scelto Giacobbe e l'ha voluto bene, e non ha voluto bene invece a Esaù. Questo fa capire che Dio è un progetto suo per scegliere l'uomo, che la scelta sua non viene a tutte quelle che hanno fatto loro, ma solo a esso che chiama. Dio non è ingiusto. E mo capiamo rigere per questo. Avessimo rigere che Dio non è giusto, questo non potremmo mai rigere, perché Dio ricetta a Mosè: a parraggia pietà e chi che vuole arraggia, e a parraggia compassione e chi che vuole arraggia per. Ogni cosa viene rinda in mano a Dio, che è chi ne pietà, e non viene a tutte quelle che vuole l'uomo e si sforzano a fare. Rinda a Bibbia sta scritto che Dio ricetta innanzi al faraone, proprio per questo io ti ho fatto diventare re, per dimostrare rinda a te tutta la potenza mia, perché un nome mio venisse fatto conoscere in coppa a tutta la terra. Dio per questo tenne pietà a chi volesse e fanno sta il cuore a chi volesse. A questo punto qualcuno potrebbe dire: ma se le cose stanno proprio da così, perché Dio ci fa una cazziata quando nessuno si può mettere contro a chi lo vuole suoi? E dico: ma chi ti crede essere tu, uomo, che tieni il coraggio e ti mettere contro Dio? Non va segreta, poi dire mai a chi lo sta facendo: tu perché mi hai fatto così? Perché chi che fa chi lo vasa, con lo stesso basta fa quello che vuole. O fa non solo un vaso di valore, ma pure un vaso senza nessun valore. E beh, se Dio avesse voluto avrei pure potuto mostrare tutta la collera sua. Invece ha sopportato con una pazienza sua assai rossa tutte quelle che erano acchiettate il castigo suo e la rovina. E poi ha fatto pure conoscere quanto è grossa e potente tutta la pietà sua, perché ha preparato parole sue, noi, che essa è scelta in mezzo a tutta la breia, e in mezzo a tutte le altre popoli, e noi che siamo capaci di dicere innanzi a essa. A infedeltà è chiamata previsto l'Antico Testamento. Dio, come troviamo scritto in profeta Isaia, dice proprio da così: io chiamerò il popolo mio, quelli che non erano popolo mio, è nazione che voglio bene, quella che non è voluta bene. E succederà che in lo stesso pizza, a dove fu detto allora: voi non siete popolo mio, là saranno chiamate figli dello Dio vivo. Per tutte quelle che importa a Israele, il profeta Isaia dice: pure se i figli di Israele fossero assai rossi, per numero, quando tutta la uccello rogela e la rena romare, solo un riesce assai piccerilla sarà salvata. O Signore farà compi sana sana e assai ampressa che sta parola sua in coppa a terra. E lo stesso profeta Isaia aveva pure detto: se o Signore Onnipotente non ci avesse lasciato una discendenza, noi avremmo fatto la stessa fine della città di Sodoma, avremmo avuto a essere zuffonnati come la città di Gomorra.
A colpa è Israele. A vicana conclusione nostra. Gente che non apparteneva al popolo di Israele e che non aveva fatto niente per si mettere a posto con Dio, è stata messa a distesa rinda a chi lo Stato giusto, questa che aveva rinda a fede. Israele invece, che cercava di si mettere a posto con Dio, mettendo in pratica la legge, non è stata capace di fare. Perché? Perché Israele non metteva per amore solo rinda a fede, ma rinda tutto quello che essa faceva. E a così in giambagare rinda a quella prete, che dirige rinda a Bibbia. O viccan, i mettere in da città di Sion, una prete in giambaga, una prete che farà care. Chi invece creerà rinda essa, non sarà mai sbravugnata.